Siamo tornati nuovamente in studio, ve l'avevo anticipato prima, abbiamo parlato di incidenti stradali, abbiamo parlato di bollettino di guerra, ma c'è un altro bollettino di guerra, sono quello dei femminicidi, perché ce ne sono davvero tantissimi, non sembra una strage senza fine, una strage di donne. Ne parliamo con Cinzia Mion, coordinatrice di Telefono Rosa. No, non sono coordinatrice, sono una Una volontaria di del Telefono Rosa, allora. che si occupa soprattutto di formazione a scuola. Ecco, e parleremo anche di questo, Sì, del fatto di sì. parlare con le ragazze E con i i ragazzi, esatto, che non vanno esclusi. Io prima però vorrei dirvi che purtroppo c'è stato un altro femminicidio, non in territorio veneto, ma a Lecce, il marito che ha ucciso la moglie con una coltellata è fuggito, è ricercato. A morire Donatella Miccoli, 38 anni, è stata uccisa dal marito Matteo Verdasca. Al momento l'uomo è ricercato anche con l'ausilio dell'elicottero. Si tratta dell'ennesimo femminicidio. Ne abbiamo visto proprio 2 femminicidi a Vicenza, uno nel Porto Gruarese. Guardiamo i funerali di uno dei femminicidi, proprio quello di Vicenza. È il volto sorridente di Gabriella, Gabrio, Mami, come era conosciuta, quello che annuncia alla comunità di Rubano la data dell'addio. Un funerale che dopo il nulla osta arrivato dalla procura di Vicenza sarà celebrato mercoledì 22 giugno alle 15:30 nella chiesa parrocchiale San Fidenzio di Sarmeola di Rubano. Mancata improvvisamente l'8 giugno all'affetto dei suoi cari, una frase dolorosa che racconta come in un lampo la sua vita sia stata spezzata da un colpo di pistola sparato con freddezza dal suo ex compagno, il 42enne bosniaco Zlatan Vasiljevic, che poco dopo nel quartiere Gogna di Vicenza ha ucciso anche l'ex moglie Lidia Milikovic per poi rivolgere l'arma contro se stesso e uccidersi. Gabriella lascia 2 figlie, una maggiorenne e l'altra minorenne, un grande dolore in quanti l'hanno conosciuta e amata e in quanti continuano a chiedersi il perché di una strage lucida che ha lasciato tutti senza parole. Ed un altro femminicidio, quello di madre e figlia a Modena, una vicenda che a dolore fa discutere, quella delle 2 donne uccise dal marito del padre. Lei 47 anni, la figlia Renata Alexandra invece solamente 22 anni. E le 2 sono state ridotte alla fame dal killer che avrebbe impedito loro di lavorare e allo stesso tempo non gli avrebbe dato i soldi per fare la spesa. La donna aveva fatto più volte denuncia che però era finita nel nulla. Le 2 donne verranno sepolte a Conegliano, dove vive la sorella della mamma, Gabriella, di una delle vittime. Dice la sorella perché si allontana da quell'uomo. I funerali saranno con rito ortodosso e il comune di Conegliano ha dato tutto il suo supporto burocratico. Dunque si torna a parlare, si continua a parlare di femminicidi, ce ne sono davvero tanti, troppi, non si placano. Purtroppo c'è stata anche questa vicenda che fa discutere, che addolora, una donna che ha fatto una denuncia che poi forse probabilmente non si sa per quale motivo sia caduta nel vuoto e 2 donne, madre e figlia, sono state uccise. Forse questo femminicidio si poteva davvero evitare. Infatti, la Corte di Strasburgo ci ha condannato per questa cosa. Abbiamo ricevuto già 5 segnalazioni per il fatto che non riusciamo a difendere le donne dalla violenza maschile. E ricordo a proposito di formazione che 2 magistrati, la De Nicola e Roia di Milano, la De Nicola di Roma, fanno formazione agli altri magistrati per fare in modo che oltre alle competenze giuridiche imparino anche questo tipo di sensibilità nei confronti della violenza sulle donne e quindi acquisiscano quella che da noi si chiama proprio l'empatia dell'accoglienza e anche la possibilità di individuare quelli che possono essere gli interventi. Perché se le denunce non portano a niente, a un certo momento è ovvio che possiamo dire che noi in Italia non difendiamo le donne. Ecco, lei diceva
che sono stati condannati Sì. i nostri magistrati, Sì. è stato condannato anche il Tribunale di Padova. Sì. Io vi vorrei proporre Silvia Di Giorgi, che è la donna che verrà risarcita dallo Stato italiano per non essere stata protetta dai giudici, a cui lei si era rivolta per denunciare proprio le violenze del marito. Sentiamo le sue parole. È stato sconfortante vedere che l'istituzione consentiva al padre dei miei figli di continuare ad aggredirci sotto molteplici fronti e non lo ha mai bloccato. Questo è stato il dolore più grande, essere vittime continuamente della sua malevolenza, ma vittime 2 volte perché le istituzioni, anziché aiutarci, ci hanno messi ancora di più in difficoltà. Per anni Silvia, vittima di violenze, minacce e soprusi, ha dovuto difendersi, talvolta giustificarsi senza mai essere protetta. Anni dove alle sofferenze si aggiungeva lo sconforto dell'ingiustizia. Silvia De Giorgi però non si è arresa e la sua tenacia, insieme a quella dei suoi avvocati Marcello Stellini e Valentina Alberioli, è stata premiata. La Corte europea dei diritti dell'uomo ha stabilito che la donna padovana vittima di violenza da parte dell'ex marito dovrà essere risarcita con 10.000 euro dallo Stato per non essere stata tutelata e protetta dai giudici. Io ho avuto paura per la mia vita e per quella dei miei figli un numero infinito di volte, perché quando si è dentro a questo vortice, la psicologia ti porta ad allontanarti da tutto e da tutti, ti metti in un angolo e sei solo tu. Il solo tu ti mette nella condizione di acuire tutte le percezioni e di avere paura anche di dire agli altri quello che ti sta capitando, perché il giudizio è uno dei timori più grandi che arrivano. Silvia è stata colpita con un casco dall'ex marito nel 2015 e per questo l'uomo ha processo, ma non è mai stato giudicato per tutte le altre minacce e per le mancanze nei confronti dei figli. Ora la donna e i 3 ragazzi si sono rifatti una vita fuori dal Veneto e il risarcimento e il riconoscimento arrivato dalla Corte di Strasburgo le hanno parzialmente restituito la fiducia nelle istituzioni. Ho acquisito la consapevolezza del fatto che come sempre è necessario lottare per ottenere qualcosa e che bisogna farlo da soli. Rispetto al fatto che la giustizia faccia il suo corso e quindi punisca, perché di fatto chi ha commesso tutta questa roba è impunito, lo desidero, ma non lo so. Cinzia, le parole insomma di questa donna che ha subito e che oggi viene risarcita grazie alla Corte europea. Che cosa manca secondo lei? Manca la formazione a partire da quando i bambini e le bambine sono piccole, alla scuola dell'infanzia. Bisognerebbe cominciare lì e la legge 107 del 2015 lo prevedeva. Prevede la formazione di docenti, di ragazzi e ragazze, ma anche di genitori su queste tematiche. Ma sono tematiche molto delicate, soprattutto nel Veneto, dove sappiamo benissimo che esistono dei forti tabù, chiamiamoli così, per cui quando la legge è uscita, nel giro di pochissimo tempo si sono presentate moltissime madri ai dirigenti scolastici a diffidare i dirigenti stessi dall'attivare qualsiasi formazione in merito all'identità di genere e in merito perché noi abbiamo, oltre che questa legge, abbiamo il Trattato di Istanbul che abbiamo sottoscritto nel 2013 e in questo trattato si dice espressamente che i programmi scolastici devono farsi carico di questo. Ma come vediamo... Perché secondo lei è rimasta, c'è questo tabù importante, profondo? Questa è una domanda molto difficile, molto intrigante, che mi mette molto in difficoltà, perché io avrei qualche risposta da dare, ma mi astengo, perché sarei troppo urticante. Ecco. Perché esiste mi azzardo a dire solo questo, esiste un'ipocrisia di fondo che non permette di affrontare, perché c'è stato un momento in cui anche a Treviso veniva effettivamente fatta un'ottima educazione sessuale. Ma rispetto a questa problematica i genitori all'inizio sottoscrivono perché per loro diventa una cosa difficile da assumere. Basta che a un certo momento in questo tipo di formazione sia data una risposta che a loro non garba, che immediatamente intervengono a gamba tesa
e quindi a un certo momento dirigenti e docenti sono arrivati al punto che si guardano bene dall'attivare questa formazione e proviamo a farne un po' noi al centro antiviolenza, ma lei capisce che non si può coprire il fabbisogno. E anche da un punto di vista giuridico c'è qualcosa che manca? Sì, cioè dal punto di vista giuridico, le dicevo, manca questa formazione dei magistrati che sono, chiamiamoli, formati o addestrati dal punto di vista della repressione, ma non dal punto di vista della prevenzione. Questo è il problema grosso. Quindi per le donne poi è ancora più difficile denunciare per paura, come è successo in questo caso gravissimo di Modena, con un duplice femminicidio da parte del marito e padre che alla fine ha portato ad una tragedia. Eh sì, questo è il risultato. Qui naturalmente bisognerebbe andare a vedere anche come mai, perché ci sono talmente infittiti questi femminicidi che secondo me bisogna chiamare in causa quella che viene chiamata adesso una disregolazione emotiva, ossia la pandemia, la crisi, mettiamoci anche la guerra che sta esasperando gli animi, stanno portando ad una difficoltà enorme a contenere dal punto di vista emotivo quelle che sono le pulsioni. Si parla proprio, c'è un neuropsichiatra di Pisa che parla proprio di disregolazione emotiva, ma a partire dai bambini. Voi vedete che ci sono delle baby gang adesso che stanno imperversando e sono preadolescenti che secondo me, siccome i preadolescenti maschi fanno più difficoltà delle preadolescenti femmine ad assumere un'identità certa dal punto di vista dell'identità prima psicosessuale, poi di genere, e i vecchi stereotipi, quelli sessisti che facevano l'uomo macho, diciamo, per riassumerli tutti, chiaramente non valgono più, perché la nostra emancipazione ha fatto in modo che questi stereotipi non reggessero, e loro sono un po' frastornati perché al posto di questo stereotipo superato i giovani uomini non hanno lavorato come noi sulla nostra identità a partire dagli anni 60. Quindi questi ragazzini probabilmente nel momento in cui fanno i bulletti, quindi passano dalla paura che hanno e dal disorientamento a fare i bulli, è come se questo tono muscolare improvvisamente acquisito nel momento in cui esercitano la loro rabbia in questo modo, desse loro la falsa idea di essere veramente uomini. Si chiama proprio l'idea del virilismo, che dovrebbe essere messa molto in discussione, che Bellassai ha messo in discussione. Che però non entra nelle scuole, non entra, no. E questo è uno dei problemi grossi, sì, perché uno dei problemi grossi. Se non si parla con le ragazze, se non si parla con i ragazzi, perché da una parte sicuramente, ovviamente gli adolescenti poi saranno gli uomini, le adolescenti le donne, e c'è da una parte la paura delle donne ancora, nonostante siamo nel 2022, di denunciare, forse perché non si sentono protette da un punto di vista giuridico, e l'abbiamo visto. Sì, perché lei sta parlando già della donna adulta. Esatto. Ma se noi andiamo a vedere i preadolescenti, perché dico i preadolescenti? Sono i ragazzini delle medie praticamente. Certo. Perché dopo, quando passano le superiori, avviene una trasformazione. I preadolescenti, le ragazze, se voi vedete le ragazzine rispetto ai loro compagni maschi, ma sono molto più emancipate, molto più sicure di sé, perché di riffa o di raffa in casa hanno una madre che ha fatto un percorso di emancipazione. Invece i maschietti sono molto più disorientati. Questo è lo stato. Noi avevamo sentito, insomma, abbiamo visto fra l'altro che ci sono tante iniziative per aiutare, e parliamo però anche delle donne, di aiutare le donne che subiscono violenza. Abbiamo visto anche le forze dell'ordine che stanno promuovendo le stanze dell'ascolto per poter ricevere le donne, insomma, in ambienti più insomma, si può dire più intimi, c'è costituita una rete, esatto. Una rete che tiene insieme i centri antiviolenza, tiene insieme quella che è la sanità, e quindi al pronto soccorso si attiva il cosiddetto codice rosa, in cui la donna viene ricevuta in un ambiente protetto.
e le forze dell'ordine e tutti i comuni, questa rete, perché da solo il centro antiviolenza non può farcela a gestire questa problematica enorme. E ci dicevano insomma che sono aumentate le donne che vengono a chiedere insomma, informazioni ma anche aiuto al centro antiviolenza. Sì, sono aumentate e il motivo secondo me in seguito proprio alla pandemia è dovuto proprio a questo fenomeno per cui è più facile che avvenga il non controllo della pulsione aggressiva. Fra l'altro nella formazione che io personalmente ma anche altre del centro antiviolenza fanno nelle scuole, cerco proprio di far capire ai ragazzini, a partire prima dalla scuola primaria e poi fino al liceo, che può avvenire rispetto alla mancanza di alfabetizzazione emotiva, perché la formazione nelle scuole chiaramente non è che avviene chissà a quale livello, avviene partendo da quelle che sono le emozioni e quindi insegnando questo ABC delle emozioni, per cui l'emozione non va nel momento in cui la senti, intanto si insegna a riconoscere l'emergere dell'emozione, poi si insegna a legittimarla, perché non è detto che anche in casa vengano legittimate le emozioni. A noi per esempio delle nostre generazioni non veniva insegnato che provare delle emozioni poteva essere qualcosa di molto positivo come dicono le neuroscienze oggi, anzi ci dicevano non devi aver paura, non devi arrabbiarti, cosa che è un messaggio paradossale. Oggi noi sappiamo che non dobbiamo comportarci così, ma che le emozioni vanno legittimate e naturalmente tutta la gamma delle emozioni, a partire dalla paura, la rabbia, la tristezza e la gioia. Ci sono ancora delle frasi tossiche che vengono dette ai maschi che sono: ma tu sei mica una femminuccia, non devi aver paura. Siccome la paura è un'emozione che tu non è che puoi aprendo un rubinetto fare in modo che la paura se ne vada, te la devi gestire, a un certo momento che cosa accade? Questo lo dice l'analisi transazionale, che i maschietti, siccome la paura c'è ed è qualcosa che crea un grande disagio, la trasformano in rabbia, perché probabilmente la faccia di papà quando il bambino è spaventato non è una faccia rassicurante, è una faccia preoccupata e qualche volta il padre lo dice pure questo, no? Quando invece il bambino si arrabbia, può darsi che il padre dica: guarda Matteo, adesso mi piace. Quindi avviene una specie di, possiamo dire, decisione precocissima, per cui il bambino che passando dalla paura alla rabbia ha sentito che riesce a dominare la paura, che papà non vuol vedere, impara precocissimamente a trasformare la paura in rabbia. Ecco il fenomeno della rabbia maschile incoercibile. Non so se sono stata chiara. Sì, è stata chiarissima. Volevo solo chiedere se parlavamo prima dell'aumento delle donne che chiedono aiuto. Quando vengono le donne lì al centro antiviolenza, che cos'è che chiedono maggiormente? Beh, dipende chiaramente, perché possono venire perché hanno sentito delle amiche, può esserci stato un tam tam. Naturalmente il centro antiviolenza funziona in un modo egregio, non perché io ci faccio la volontaria là dentro, ma che so che le colleghe sono bravissime. Ci sono le colleghe dell'accoglienza che rassicurano la donna, fanno in modo che questa si possa sentire ascoltata, possa aprirsi, possa non vergognarsi, dire fino in fondo quello che le sta succedendo. E poi ci sono a testa, diluiti nel tempo, 3 incontri possibili con le psicologhe e 3 invece incontri con le avvocate che possono individuare quello che può essere un percorso adeguato per il caso specifico. Ecco, io vorrei tornare solo sulla questione giuridica. Secondo lei dovrebbe cambiare anche a livello legislativo? Sì, ma le leggi ci sono, non vengono applicate e questo è il problema. Quindi... Le leggi ci sono, per esempio questo discorso che ci hanno tirato le orecchie dalla Corte di Strasburgo non è perché mancano le leggi, è perché non c'è questa sensibilità preventiva, perché probabilmente, come dice il magistrato Roia e anche la De Nicola, i magistrati hanno una cultura fortemente di tipo
competente di tipo giuridico e probabilmente questa competenza, soprattutto giuridica, si attiva nel momento in cui si deve reprimere qualcosa che è già successo. Non sanno calcolare il rischio, questo è un problema grosso. Per esempio anche noi al centro antiviolenza a un certo momento abbiamo fatto una formazione perché è diventato importantissimo riuscire a calcolare quello che può essere il rischio rispetto alle parole della donna che ci porta alla sua problematica. Ecco, lei diceva quanti casi sono emersi in Italia, quanti... Cioè... Non ho questi dati, io ho i dati del 2021, sì. Delle donne che abbiamo... Perché, ecco, di telefono a telefono rosa quante donne 171 l'anno scorso. Sono che hanno avuto l'accoglienza, l'aiuto psicologico e l'aiuto giuridico. E dopo due, ecco mi è stato detto, due... che sono state ospitate in casa rifugio. Quindi sono quelle che in realtà... A rischio grosso. A rischio grosso. Sì. Mentre delle 171, parliamo della provincia di Treviso, giusto? Sì, sì. Delle 171 che invece vi hanno chiesto aiuto... Da noi però, esatto, non ci siamo solo noi. Certo. Sì. E di queste 171 siete riusciti comunque a... Sì, a fare in modo che possano alla fine riuscire ad autotutelarsi. Ecco, la cosa che volevo chiedere era anche questa, le chiedevo invece i numeri che ci diceva prima, le condanne da parte della Corte Europea all'Italia, sì. Quante sono? Quindi 5. 5, sono tante, perché tantissime. Sarebbero 5 donne che avrebbero... 5 volte, sì. Appunto sì. Sì, ma non credo che si possa dire 5 donne, forse molto di più, perché sono 5 condanne generiche. Quindi coinvolte probabilmente... Sì. Sì, in casi di femminicidio oppure di abusi, oppure di qualcosa che è sfuggito alla giustizia in questo modo, nonostante le denunce. Questo è il problema, nonostante le denunce. Come purtroppo è accaduto, sì. Lo ripetiamo, a Modena. Cosa si può fare a questo punto? Mi scusi, perché entrare nella magistratura non è facilissimo. Sì, no. Come diceva lei, non è il mio campo. Ecco, hanno una formazione probabilmente giuridica, però sarebbe fondamentale che arrivasse questo il messaggio. Sì, ma guardi che abbiamo fatto... sempre meno donne andranno a denunciare, certo, se hanno paura poi di non avere... Insomma, una risposta da parte della magistratura, perché poi sono loro. Sì, e comunque sono già stati fatti 2 convegni a Treviso, uno con la giudice De Nicola, anzi mi sembra 2, uno organizzato proprio dal centro antiviolenza Telefono Rosa e un altro dalla Commissione Pari Opportunità e un altro con il magistrato Roia che ha denunciato questo. Quindi questa mancanza profonda di formazione in questo senso preventivo. Ma ripeto, io non sono un'avvocata, sono una persona di scuola, quindi quello che faccio e che mi interessa è la formazione, quindi le dicevo prima l'alfabetizzazione emotiva, che consiste in questa formazione ad accettare l'emozione, a fare in modo che non si trasformi, perché in questa trasformazione della paura in rabbia, oppure da parte delle donne o delle bambine dalla rabbia in tristezza, perché avviene anche per le femmine, avviene questa invadenza che si chiama proprio parassitaria dell'emozione, che non è più l'emozione naturale, perché se invece si rimane sull'emozione naturale si deve imparare a fare la richiesta adeguata. Per esempio, l'uomo adulto che ha paura di perdere la sua donna dovrebbe dire che dovrebbe confidarsi con lei. Mi scusi, è questo uno dei, purtroppo, delle problematiche maggiori, è quello proprio del possesso. Ma più di avere questa competenza emotiva di parlare, di fare la richiesta adeguata alla sua donna, si sintonizza sulla rabbia, perché bypassando la paura, per la quale paura la domanda adeguata è chiedere aiuto, rassicurami. La rabbia invece, che domanda fai quando sei arrabbiato? Fai la domanda del cambiamento, però tu puoi chiedere tutti i cambiamenti possibili, del tipo non vestirti così, non truccarti, eccetera, eccetera, che sono tutte risposte rabbiose a quella che è
la gelosia Certo. e anche il desiderio di possesso che viene frustrato in quel momento, ma non ottieni quello che vorresti, perché è come se tu avessi sbagliato corsia, non Certo. rimani sulla corsia della paura, Certo. perché Senta, viene inibita precocissimamente ai maschi la paura. Ancora esistono queste frasi che in un certo senso, tu sei un maschietto, non devi piangere. certo. E non devi aver paura, e gli uomini non chiedono mai. Sono tutte frasi che, oltre la frase non sei mica una femminuccia tu, svaluta la donna, Certo. e nello stesso tempo costituisce una gabbia per il maschio, perché Certo. non è una cosa piacevole non poter mettersi in contatto con la paura. Certo. Senta, se dovesse lanciare un appello come volontaria, insomma, ne ha viste di casi, ne ha viste di donne, ne abbiamo parlato anche noi, e purtroppo in queste ultime settimane è davvero stato, Io farei perché ogni donna morta è una battaglia persa. Io farei, le sembrerà strano, perché sono le donne le mamme degli uomini violenti. Sì. Allora farei com'è che l'ha chiamato lei? Un appello. Un appello, farei un appello, ma lei capisce che è talmente profondamente incarnato nel popolo italiano il mammismo italiano, soprattutto da parte delle madri dei figli maschi, ma farei un appello proprio alle madri dei figli maschi di non instaurare, capisco benissimo che non conta niente questo appello, perché è una cosa che va rimediata a livello molto ma molto profondo, di non stabilire un rapporto così simbiotico con il figlio maschio, perché questa è la relazione per eccellenza che il figlio maschio imparerà, il figlio mammone maschio imparerà, che vorrà riprodurre con la sua donna. E naturalmente nel momento in cui tu hai stabilito una relazione simbiotica con la tua donna e diventi asfissiante, perché questo, Certo. per questo è inevitabile, perché nella relazione ci sono due soggetti che devono essere rispettati nella loro diversa personalità, la donna si sente soffocare, può darsi proprio che a un certo momento decida di andarsene. Ma allora ci chiediamo, e questo accade quando l'uomo poi si ammazza, e ci chiediamo, ma uno può sopravvivere senza metà di se stesso? Perché se il rapporto è così fusionale significa che uno si vive. Ecco. Certo, ed è questo purtroppo poi quello che accade. Sì. Siamo arrivati al termine, io ringrazio davvero Cinzia Miano per essere stata con noi, sarebbe un discorso e è un argomento Ci sarebbe da parlare. Moltissimo, e ne parleremo ancora nelle nostre edizioni. Io ringrazio Cinzia Miano per essere stata con noi, purtroppo speriamo di non dover parlare ancora di femminicidio. Sì, speriamo davvero. Grazie di averci chiamato. Grazie a lei, e ringraziamo anche Telefono Rosa per tutto quello che fa. Certo. E la pubblicità e il meteo, e ringrazio anche i registi che ci hanno seguito passo dopo passo in questa diretta. Grazie, arrivederci. Cooperativa Agricola Volpago. Da noi trovi la carne fresca di prima qualità, genuina e salutare per il tuo benessere. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa e Tre Baseleghe. Benvenuti al meteo. È sempre l'alta pressione a determinare un tempo stabile e valori termici elevati, e dalla prossima settimana fiammata africana ancor più intensa. Vediamo il dettaglio intanto di domenica 19 giugno. Sul Veneto avremo un ampio soleggiamento, il cielo, lo vedete, si presenterà sgombro da nubi, nessuna precipitazione e prosegue la siccità che ormai si configura eccezionale, sicuramente record per il periodo. Temperature poi roventi ben oltre la media stagionale, minime tra 16 e 22 gradi, massime comprese invece tra i 27 e i 33 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche in questo caso avremo tanto sole, cielo in prevalenza sereno o al massimo velato. Temperature minime tra 16 e 22 gradi, massime sui 28-32 all'incirca. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, anche qui dominerà il sole, qualche nube di tipo alto ma innocua. Temperature minime intorno ai 18-19 gradi, massime sui 33-34 all'incirca.
Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento con Antena 3. Cooperativa Agricola Volpago. Da noi trovi la carne fresca di prima qualità, genuina e salutare per il tuo benessere. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa e Trebaseleghe.